Buonasera telespettatori di FVG Sport Channel e appassionati di volley e benvenuti alla nona puntata di Sottorete, Mega Intersport Sottorete, perché siamo sempre al Mega Intersport del Città Fiera di Martignacco. Oggi non sono sola per parlare un po' di C femminile regionale, ma ci sono con me tre ragazze che fanno parte della società Volley Bassudine. Ciao, buonasera. Ciao. Intanto. E vi chiedo di presentarvi. Maria Zilli, Tonizzo Greta, Alessandra Pigani. E queste tre ragazze molto sorridenti, le vedete, sono reduci da una bella vittoria in quel di San Giovanni che vi sta portando Maria al secondo posto nel girone. Ve l'aspettavate prima di iniziare questo campionato di arrivare in queste posizioni così alte? Beh, diciamo che non siamo partiti con grandi aspettative, nel senso che comunque abbiamo avuto dei problemi in squadra, diciamo non è stata una partenza eccezionale, però alla fine i risultati sono quelli che contano, infatti siamo seconde e andiamo avanti così adesso. E tu Greta, che so che sei un nuovo arrivo in questa squadra, come ti stai trovando? Beh, secondo me è una bella squadra, secondo me è una squadra che può puntare in alto, può dar fastidio alla prima in classifica, sicuramente, e potremo fare bene fino alla fine. Alessandra, ci manchi tu, anche la tua opinione su questa posizione nel campionato, e poi so che tu ti stai trovando ad affrontare un ruolo nuovo in questo campionato, da alzatrice a Libero, esatto. E com'è questo impatto? È stata dura, però bisogna ancora lavorarci, però i progressi stanno arrivando, infatti mi trovo molto bene, le mie compagne mi aiutano, infatti il secondo posto si vede anche da questo. Ma comunque sei abituata, perché sono due ruoli ingrati, come sappiamo, da pallavolo, da palleggiatore a libero, dai, si soffre sempre. Esatto. Questa partita, raccontacela tu un po' Greta, avete affrontato un'altra compagine bella tosta, Sì. che è l'Est Volley, e l'avete battuta 3-1. 3-1. Come è andata questo ultimo turno? Beh, Ce lo racconti? diciamo che il primo set non abbiamo carburato, siamo rimaste un attimo sulle nostre, loro ci hanno ben massacrato, però dopo ci siamo svegliate e gli altri 3 set li abbiamo vinti, combattuti. Mary, ti chiamo Mary perché so che è il suo soprannome e quindi ti chiamo Mary, mi viene più spontaneo che chiamarti Maria. Secondo te qual è la vostra arma in più quest'anno? Domanda difficile. Secondo me l'arma in più che abbiamo è il fatto di essere comunque una squadra vera e propria, perché come si sa nella pallavolo comunque la squadra non è fatta di tante ragazze messe insieme, ma comunque c'è uno spirito che le lega e che le unisce, che la forza di andare avanti, e questo qua secondo me è un'arma che abbiamo, che è a nostro favore. Un'altra domanda, ripassiamo di nuovo a Greta, oggi le voglio far proprio parlare, tu appunto sei arrivata appena quest'anno in questa squadra e ti sei trovata ad affrontare un'allenatrice che insomma dicono tutti che è una di quelle toste. Come va? Che è Maria Savonitto, che naturalmente salutiamo. Ciao Maria. Ci starà senz'altro guardando. Allora, no, Maria, ok, magari si dice che ha il suo carattere, però è un'ottima allenatrice. Quest'anno, anche se io ho fatto le mie esperienze, sto imparando ancora tanto e spero ancora di imparare, sicuramente. Voi avete affrontato, Alessandra, quasi tutte le teste di serie. Ricordiamo un po' la classifica anche per chi ci segue da casa. Al primo posto a 27 punti c'è la Libertas Trieste, al secondo posto ci siete voi appunto a 23 punti e poi un gruppetto di 3 inseguitrici, Zenzero e Cannella di Trieste, la Minerva di Gorizia, Bulloneria Friulana tutte a 19 punti e poi l'Es Volley e
il Royal Kennedy, che aveva fatto una partenza sprint e adesso si è un po' fermata, e nell'ultimo turno ha proprio dovuto affrontare la prima in classifica perdendo 3-0. Voi questa Libertas Trieste l'avete già affrontata? Esatto. È una squadra veramente fuori dalla categoria, cioè potrebbe anche affrontare una categoria superiore secondo te? Può essere, perché infatti è arrivata Silvia Wolf e la sua esperienza ha contato tanto nella Libertas, però in quella partita noi infatti ci siamo trovate un po' in difficoltà, perché appunto io ho giocato per quella partita la prima volta da libero e infatti come squadra dovevamo ancora legarci molto, quindi anche questa è stata una difficoltà in più che non ci ha aiutato per niente, però speriamo nel ritorno di poter fare molto meglio. Il ritorno, Greta, sarà in casa? Sarà fuori? In casa. In casa, e quindi In le casa, aspettate sì. al varco, anche se Sì. quest'anno, se la prima in classifica ha 3 punti o più di 3 punti dalla seconda, passa direttamente. In ogni caso trovarsi lì seconde può sempre lasciare spazio a qualche ripescaggio, credo. Sì, speriamo, dai. Comunque noi tentiamo di dar fastidio sicuramente alla prima, di non lasciarle molto spazio, molta facilità nell'andare su, e vedremo cosa succede al ritorno. E allora siamo quasi addirittura d'arrivo della prima parte e vi parliamo un po' di B1 femminile, perché abbiamo realizzato delle interviste dopo il match che abbiamo trasmesso anche in diretta tra l'Atomat Udine e il Fiorenzuola. Prima di lanciare le interviste vi ricordo un altro risultato importante, ovvero che il Citafiera Martignacco ha vinto fuori casa per 3-2 contro il Montale Modena, una squadra che sulla carta era un po' fuori portate, quindi complimenti alle ragazze di Cuttini. Da parte loro le ragazze di Mannucci hanno liquidato per 3-0 il Fiorenzuola e vi facciamo vedere cosa ci hanno raccontato alla fine della partita. Abbiamo intercettato Giulia Visentini subito dopo la partita. Ciao Giulia, intanto. Ciao. Un'ottima partita per te oggi, decisiva sia in attacco ma anche abbiamo visto delle belle difese. Sì, oggi eravamo cariche perché dovevamo recuperare quello che abbiamo fatto male a Trento, quindi sì, è andata bene. Abbiamo visto un continuo miglioramento dall'anno scorso ad oggi. I cambiamenti che sono stati fatti nella squadra di quest'anno, come li hai accolti? Ti stai trovando bene con la nuova alzatrice? Beh sì, la nuova alzatrice è brava, poi è anche alta, quindi ci dà più aiuto a muro e per la difesa è meglio. Secondo te dove può arrivare la vostra squadra? Si spera più in alto possibile. Ti chiedo anche un'opinione sulla battuta di arresto della scorsa settimana. In qualche modo ne parlavamo anche con Franco durante la telecronaca, in qualche modo può avervi tolto un po' di sicurezza? Ma no, sicuramente dopo questa vittoria la sicurezza che avevamo un po' perso l'abbiamo riacquisita, quindi no. E quindi ottima partita, niente da dire. Sì. Oggi un'ottima prestazione della squadra, diciamo che voi avete un po' fatto e disfatto le cose, avete sempre avuto in mano nel bene e nel male la partita. Siamo state un po' dei diesel, secondo me, abbiamo faticato all'inizio perché eravamo un po' insicure dalla partita scorsa, penso, e poi però siamo state brave a reagire, a concretizzare il risultato, quindi bene, siamo contenti. Questa è una squadra che non conoscevate, l'anno scorso non ce l'avevate nel girone, la prossima invece arriva una vecchia conoscenza che è il San Lazzaro. Quali sono le tue sensazioni per la partita? Beh, San Lazzaro penso si sia rinforzato parecchio rispetto all'anno scorso e già l'anno scorso era una squadra temibile, quindi dobbiamo mettercela tutta, forse anche un po' di più rispetto a oggi, però dobbiamo farcela. Allora grazie e complimenti. Grazie a voi. 3 punti buoni, una partita un po' ottima per i punti, però in qualche momento un po' altalenante.
Sicuramente per giocare bene bisogna essere in due spesso, no? Certo che ci siamo un po' troppo adeguati al livello dell'avversario, abbiamo dimostrato che forzando un attimo facevamo subito la differenza, perché insomma alla fine il secondo l'abbiamo vinto a 16 e il terzo a 18, quindi se non sbaglio, però insomma ci sono break importanti, non è, ecco, il primo purtroppo abbiamo pagato un po' troppo, non ci siamo allenati bene questa settimana, abbiamo pagato un po' anche psicologicamente la sconfitta di sabato scorso e quindi va bene così, va benissimo così, anche il 3-0 comunque è un risultato importante. Comunque un'ottima prestazione la vostra, era proprio un cercare il pelo nell'uovo. La seconda domanda riguardava proprio la scorsa partita che noi non abbiamo seguito e quindi secondo te, l'ho chiesto anche a Cardani, ha un po' minato le vostre sicurezze, soprattutto la seconda, perché col Trentino Rosa avete giocato bene? A me piacerebbe sapere cosa ha risposto Is, perché direi che un po' sì, nel senso che fino adesso in campionato avevamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità, il nostro dovere, no? La partita a Piacenza e con Trento avevamo comunque giocato abbastanza bene pur perdendo, le altre le avevamo vinte da 3 punti, quindi un cammino giusto. A Trento abbiamo fatto nettamente meno di quello che mi aspettavo e speriamo che possa servirci per riportare i piedi a terra e lavorare con umiltà, perché insomma le squadre forti sono altre. Certo che noi possiamo dire qualcosa in sto campionato, che non solo la salvezza all'ultima giornata, insomma, no? Mi piacerebbe arrivare nelle prime 5-6, sicuramente potrebbe essere un nostro obiettivo, almeno che insomma per tirare un po' di più. Senz'altro l'avete dimostrato più volte durante anche questa partita di saper fare un gioco insomma da alta classifica. E prossimo turno, a proposito di alta classifica, c'è il San Lazzaro, squadra che già conoscete dall'anno scorso e che si è sempre mossa piuttosto bene e anche quest'anno sembra confermare le aspettative. Beh, sicuramente, intanto ha un grandissimo allenatore San Lazzaro, perché allena Casadio che ha fatto 20 anni in Serie A, è uno da cui imparare, quindi già hanno una buona base di partenza. La squadra dell'anno scorso era molto rognosa, quella di quest'anno da quel poco che ho visto sembra peggio, perché si sono rinforzate, hanno preso un centrale di livello, anche un opposto un po' più forte dell'anno scorso, quindi loro sono una squadra da primi 4 posti sicuro, quindi sarà durissima. Speriamo di giocare intanto a pallavolo e poi vediamo, no, di giocare bene come intendo io, come magari abbiamo fatto a Trento, ecco. Però se a Trento ci stava una sconfitta comunque, lì mi piacerebbe magari cercare di portare a casa qualcosa.
Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. L'eccellenza nei multiservizi. Gruppo Servizi Associati opera su tutto il territorio nazionale, garante di un servizio integrato fornito in outsourcing chiave in mano. Con oltre 1000 dipendenti e filiali da Aosta, Bari, Bordeaux e Chamonix, GSA Gruppo Servizi Associati con il suo centro nevralgico a Udine offre un servizio orientato alla piena soddisfazione del cliente. Gestione diretta, sempre senza subappalti di tutti i contratti acquisiti. GSA, l'eccellenza nei multiservizi. Esci dagli standard della comunicazione. Fai vedere il tuo evento al mondo. Con noi puoi. FVG Sport Channel e Video Style mettono a disposizione il proprio know-how e i propri mezzi per effettuare delle dirette streaming sicure, perfette e qualitative. Canali web dedicati e completamente personalizzabili con garanzia di migliaia di contatti in contemporanea. Tecnologia streaming innovativa. Riprese con una telecamera o regia mobile sino a 5 telecamere ed invio di filmati, grafiche, foto. Affidati a dei professionisti. Cureremo il tuo evento in diretta, chiavi in mano. Per informazioni 339 14 40 819 o 329 24 85 476. Con noi puoi. Mega Intersport è il più grande negozio di articoli sportivi della regione per rispondere con efficacia e competenza alle esigenze dello sportivo moderno, offrendo la garanzia del miglior assortimento sempre aggiornato, completo e competitivo per qualità e prezzo. La scelta più completa di articoli ed attrezzature sportive nelle grandi marche a garanzia di performance eccellenti e qualità la trovi solo da Mega Intersport, dove personale esperto e qualificato saprà consigliarti per i tuoi acquisti. Anche enti e società sportive hanno trovato in Mega Intersport esperienza e professionalità per ottenere consulenza e assistenza relative a forniture di attrezzature sportive. Benvenuti amici telespettatori alla seconda parte di Mega Intersport Sottorete, sempre qui al Città Fiera di Martignacco, per continuare a parlare con le nostre amiche del Volleybus. Prima però di richiamarle in causa vorrei ricordarvi che sono usciti proprio in questi giorni, è uscita proprio in questi giorni sul sito della FIPAB regionale la lista degli allenatori che hanno preso i gradi per allenare una nuova disciplina che è il sitting volley. Domenica 24 novembre hanno assistito anche a una dimostrazione della nazionale slovena di questo sport che è olimpico, perché ha fatto parte anche delle Olimpiadi Paraolimpiche che si sono svolte a Londra e per il quale la Federazione Nazionale si è messa in moto per organizzare una nazionale italiana, e quindi staremo a vedere cosa ci riserverà anche il presidente Tirel per i mondiali del 2014 e per gli eventi collaterali che sicuramente ci saranno. Un grazie anche a Elisa Maranzana che ci ha portato le immagini. Allora, ricominciamo con Maria, Greta e Alessandra. Tutti avete esperienza della categoria, non è il primo anno che giocate in Serie C. Cosa ne pensate di questo girone unico invece che i due gironi dell'anno scorso? L'anno scorso c'erano due gironi che poi si affrontavano, diciamo le vincenti, si affrontavano in un girone separato. Ti piace di più affrontare tutte le squadre, Maria, oppure... Beh, sicuramente è più motivante che ci sia un girone unico, perché comunque senti l'adrenalina di più, perché sai che se la prima in classifica a 3 punti di distanza va direttamente, quindi sei più motivato alla fine.
E tu Greta cosa ne pensi? Pensi ci sia differenza poi per chi gioca oppure alla fine non è una grande Differenza variante? sicuramente, perché con i 2 gironi poi c'era chi andava a fare i playoff e chi andava a fare i playout, e sicuramente una squadra che andava a fare i playoff e sapeva di non andare su, si faceva quella parte del campionato molto più rilassata. Noi adesso ad esempio siamo seconde, quindi sappiamo che dobbiamo lavorare il ogni ritmo. partita per comunque rimanere attaccate alle prime. Voi avete già incontrato parecchie delle teste di serie, abbiamo parlato prima della Libertas Trieste. Qual è stata la squadra che, diciamo a parte la Libertas Trieste, vi ha dato più filo da torcere, Alessandra? Beh, la partita di questo sabato è stata un'altra partita tosta, ma è stato, diciamo, un nostro problema perché non eravamo super concentrate, però la nostra esperienza e anche la nostra squadra che si aiuta sempre, infatti ci ha aiutato a uscire da questa situazione. Però tutte le partite comunque sono state impegnative e siamo riuscite comunque ad arrivare a un buon risultato. Un'altra squadra che avete incontrato, mi ricordo proprio all'inizio del campionato, Greta, era i Rizzi. Sì. E non si trova benissimo in classifica in questo momento al 10° posto, però è una squadra che secondo me può dare fastidio anche a delle squadre un po' più titolate. Pensi che sia così? Perché è una squadra che difende molto. Sicuramente è una squadra giovane, molto giovane. È una squadra che è fastidiosa, difatti noi abbiamo fatto 5 set, abbiamo vinto 3-2, però è stata molto dura. I Rizzi sì, possono dare molto fastidio a gran parte delle squadre, sicuramente. Maria, il prossimo turno ce l'avete con una squadra che è all'11° posto, Sant'Andrea di Trieste. Quali possono essere secondo te le insidie che si nascondono in un match del genere? Il fatto di sottovalutare un po' l'avversario oppure di arrivare meno concentrate? Secondo te come dovete affrontare questa partita? Beh, penso che sia comunque una questione di testa, di mentalità alla fine, perché se una squadra comunque si pone in una determinata maniera, anche se l'avversario magari può darle filo da torcere, è già una cosa diversa comunque. Quindi secondo me in ogni squadra c'è una determinata difficoltà, ci sono comunque delle cose da valutare, però dipende da come ci si pone. E secondo te Greta, l'avevo chiesto già un po' prima a Mary e ha risposto la nostra arma in più è il gruppo, però effettivamente c'è qualcosa in cui un fondamentale, qualcosa che vi sentite veramente forti, in grado di mettere in difficoltà chiunque, non lo so. Ma secondo me, anche soprattutto perché è una squadra completa in tutti i reparti, ok? Ci manca magari un po' di esperienza, siamo anche noi alla fine una squadra giovane, ci manca un po' quello, però siamo molto forti a muro, a mio parere. Condivido, tutte quante, perché condivido che è un muro temibile per una Serie C. Soprattutto anche al gran lavoro che ha fatto Maria, perché si vede. E secondo me anche il palleggio, anche se sono 2 palleggiatrici giovani, sono molto brave. E poi puoi anche dire il nome, perché così le salutiamo. Agnese Sergi Sergas e Alessia Ovisdak. Agnese Sergi Sergas proveniva dalla Libertas Trieste, se non sbaglio, sì. Ed è un nuovo arrivo anche lei, per cui grandi cambiamenti quest'anno. Comunque sono stati digeriti. Quando avete cominciato ad allenarvi quest'anno per la nuova stagione? Ad agosto. Sì, anche prima, però gli allenamenti veri e propri sono incominciati ad agosto con la preparazione atletica e infatti sono stati molto duri, però ci hanno fondato molto come squadra e infatti adesso giochiamo molto bene tutte quante insieme.
Allora, mi sembra che il leitmotiv della squadra forte, delle ragazze che giocano unite, sia stato proprio il filo conduttore di questa intervista. Mi fa molto piacere, naturalmente vi faccio sempre i complimenti per questo secondo posto. Siamo quasi arrivati alla fine e vi lasciamo con le immagini che abbiamo raccolto alla fine della partita tra CDA Talmassons e Marchiol Villorba, che potrete seguire in integrale dopo il programma, in un weekend particolarmente fortunato per le compagini regionali che hanno vinto tutte, conquistando ciascuna 3 punti. E quindi vi lascio alle interviste, non prima di aver ringraziato e salutato Alessandra, Greta e Mary che ci hanno fatto compagnia. Grazie. Grazie. E allora alla prossima puntata, sempre di Mega Intersport sotto rete. Ciao! Siamo con Stefano Castignaro, allenatore della CDA Talmassons. Una bella vittoria oggi. Ce la faremo a fare l'intervista con questo baccano? Sì, direi di sì, la squadra ha reagito a varie cose, io ho mancato per un problema di salute, un incidente, quindi adesso finalmente ci siamo un po' ritrovati e diciamo che stasera è stata una prova contro una squadra, tra l'altro, tosta, blasonata, che ha tradizione, quindi sicuramente una buona prova di carattere della squadra, insomma, quello che ci sta cercando di fare. Una buona prova di carattere, anche perché ci sono state delle difficoltà durante il terzo set, però pur lasciando la squadra invariata praticamente, tranne il cambio del libero, però sostanzialmente invariata, le ragazze hanno reagito bene. Sì, un po' invariata anche perché le alternative che abbiamo sono un po' poche, ma insomma diciamo che loro... Noi abbiamo battuto facile nel terzo set e quindi ha concesso loro di fare il cambio palla più velocemente, mentre poi abbiamo ripreso un po' di concentrazione e determinazione in battuta. Loro hanno ricalato la ricezione e siamo riusciti a fare la partita. Se lasciati giocare, loro sono una squadra veramente tosta, con un potenziale d'attacco forte e siamo riusciti bene a fare questo tipo di compito che avevamo, insomma. Approfitto di te che hai una grande esperienza nella categoria per chiederti un po' come ti sembra questo girone della B2, che sembra molto equilibrato a vederlo da fuori. Sì, secondo me è equilibrato perché rispetto ad anni fa è cambiato un po' il livello tecnico, un po' meno, un po' più un gioco veloce, fisico, quindi questo un po' disturba e poi veramente vincere e perdere con tutti dipende da poche cose, perché c'è più potenza in battuta e quindi magari hai più difficoltà di ricezione di conseguenza, quindi forse non è un livello tecnico molto alto, però sarà sicuramente un girone molto combattuto e credo che fino a febbraio ancora non vediamo grandi equilibri, grandi assetti nel campionato. Vi siete comportati bene nella prima parte, specialmente del girone. Dove può arrivare la tua squadra? Lo stiamo cercando di capire anche noi, nel senso che non avendo particolari obiettivi di vertice, ma sicuramente una salvezza più tranquilla, l'obiettivo è quello di fare il meglio possibile, trovare un assetto di squadra forte anche per l'inserimento di giovani leve o di giocatori che sono proprio indietro momentaneamente, quindi l'obiettivo è consolidare la B2 dell'anno scorso a un livello più tranquillo dell'anno scorso. L'anno scorso ci siamo salvati tra virgolette all'ultima giornata, quest'anno speriamo di farlo con un po' di tempo di anticipo, insomma. Siamo con Stefania Nardone e Ornella Bon, due delle bocche da fuoco di questa CDA Talmassons. Bella partita oggi. Ma sì, possiamo dire che abbiamo mantenuto la nostra continuità di gioco, quindi abbiamo saputo difendere, cosa che ogni tanto ci cadeva un po' più palloni nelle altre partite, però dai, siamo molto soddisfatte per questa rinascita, dai. Avevate subito 2 battute di arresto fuori casa, bisogna dirlo, e oggi invece c'è stata una diversa tenuta di carattere proprio. Cosa ne pensi, Ornella? Sì, infatti sono molto contenta anche perché comunque insieme sappiamo che possiamo fare e facendo squadra, aiutandoci a vicenda, sappiamo che possiamo fare molto.
Sì. E potete migliorare tantissimo. Una posizione, la vostra a 9 punti, eravate appaiate con il Villorba. Questo campionato è veramente molto pari come valore tra le varie squadre. Cosa ne pensi anche tu? Sei una ragazza che insomma ha esperienza nella categoria. Sì, diciamo che è un campionato un po' con sempre un'incognita, le squadre forti ogni tanto fanno dei scivoloni, le squadre deboli ogni tanto sono più forti delle altre e quindi è sempre una roulette, no? Non sai mai cosa ti aspetti, è chiaro che bisogna sempre lottare ogni partita e non guardare la classifica perché purtroppo questo campionato di B2 ormai non si vedono squadre forti o squadre deboli ma sempre squadre che chi lotta vince. Quest'anno ci sono stati degli ingressi nuovi, è una squadra che combina persone di esperienza, persone giovani. Come ti stai trovando, Ornella? Ma io ho fatto subito amicizia con le ragazze nuove, anche loro sono subito entrata nel gruppo e questo mi fa molto piacere anche perché andiamo tutte d'accordo e quindi questo è molto positivo. E direi che si vede anche nel gioco. Ultimissima domanda, l'ho fatta anche al vostro allenatore, dove può arrivare questa squadra? Allora, questa squadra può arrivare in alto, ma comunque dai, poniamoci un obiettivo, cioè metà classifica in più, non siamo troppo sboroni come si dice di solito, manteniamo le ali basse, continuiamo a lavorare che i risultati poi arriveranno sicuramente e migliori di quelli che ci aspettiamo magari.